L'accordo c'è, la firma anche. La fumata bianca nella trattativa di compravendita di cui si parlava da almeno 2 anni è arrivata. L'ospedale San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia passa di proprietà, dai Camigliani alle suore mantellate di Villa Salus. Cifre ufficiali per il momento non ci sono, ma si parla di una stima vicina ai 30 milioni di euro. La conferma della conclusione della trattativa è arrivata dalla comunicazione delle parti coinvolte di una riunione sindacale già convocata per martedì prossimo. E c'è bisogno di un vero progetto della ricerca scientifica. San Camillo deve tornare ad essere un polo d'eccellenza per tutto il territorio e come sindacato all'incontro dell'11 giugno chiederemo garanzie precise su questo. Il cambio di proprietà naturalmente non avverrà dalla sera alla mattina. Ora che l'accordo è stato sottoscritto ci saranno 30 giorni di tempo per la trattativa sindacale e poi il necessario benestare della Regione Veneto che ha 6 mesi di tempo per ratificare il via libera. La conclusione formale perciò dovrà arrivare non più tardi del 20 febbraio 2020, ma l'intento è quello di arrivare al passaggio operativo entro fine anno. Finalmente si chiude un balletto che durava da troppo tempo sull'incertezza di quella struttura, un balletto che stava facendo perdere competenze e professionalità e adesso c'è bisogno di dare garanzie chiare al personale in servizio su dove opererà. Nella trattativa è stata confermata la volontà di mantenere il riconoscimento di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico riconosciuto a livello nazionale dal Ministero della Salute e di mantenere tutti i dipendenti in servizio.